Buonasera Campesinos e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova puntata del podcast Le interviste di RF. Oggi siamo con Tommaso Quaresima dell'azienda Q-Farm. Ciao Tommaso. Ciao a tutti. Questa sera andremo a scoprire cosa fa Tommaso nell'azienda, di cosa si occupa e com'è fatta in sé. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un mi piace e condividere il video qualora vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, Facebook e ricordo di seguire anche Tommaso su Instagram. Vi lascerò il link qui sotto in descrizione per chi volesse seguirlo e sapere quello che fa durante le sue giornate, nelle sue avventure tra le varie galline, cubotta, i campi. In questo momento in cui stiamo registrando è un po' tutto fermo in realtà. Detto questo, lascio la parola a Tommaso, noi ci becchiamo alla fine con i saluti finali. Ciao a tutti, sono Tommaso Quaresima, ho 32 anni e la mia azienda si chiama Q-Farm. Nell'azienda alleviamo avicoli e abbiamo varie coltivazioni cerealicole. L'azienda nasce nel 1960 quando mio nonno, al rientro dalla Svizzera, acquista un piccolo podere cui all'interno c'erano pochi animali. Da lì negli anni l'azienda cresce e si sviluppa in primis come settore zootecnico, per poi sempre col passare degli anni con la nascita di vari allevamenti avicoli, cui polli da carne e successivamente galline ovaiole. Noi siamo la terza generazione. Io nell'azienda mi occupo in particolare della gestione delle galline ovaiole, gestione che va dagli animali alla raccolta delle uova assieme a mia sorella, mio cugino e due dipendenti. E noi produciamo praticamente uova, tutte di categoria 2, cioè allevate a terra. Gli animali sono in delle strutture, su delle voliere liberi. La deposizione avviene all'interno dei nidi che si trovano appunto dentro a queste voliere. Le uova rotolano su dei nastri, i nastri le trasportano su un legway. Il percorso delle uova all'uscita del capannone, prima di arrivare ad essere imbancalati, hanno delle varie fasi. Partiamo con la prima fase, che è il passaggio appunto nelle selezionatrici, che sparando continuamente foto riescono a riconoscere le uova di prima e di seconda scelta. Le uova di prima scelta proseguono il loro percorso nelle macchine di imballaggio che li prenderanno con delle mani, una sorta di mani, e le vanno a posizionare su dei telaini verdi che proseguono il loro percorso fino al penultimo macchinario, che praticamente ha il compito di fare le pile da 6 piatti verdi, girare praticamente i piatti tramite una piattaforma in modo che vengano incastrati così da non rompere le uova. Usciti da questi macchinari vanno sul nastro che li porterà dentro al pallettizzatore, che va a mettere il bancale, posiziona il primo strato, metterà una tramezza fino a che al completamento dei bancali. I bancali possono essere da 5 strati o 4 strati a seconda delle esigenze dell'operatore. La nostra scelta iniziale di mettere il pallettizzatore è stata fatta in quanto secondo noi il pallettizzatore, automatizzando la costruzione dei bancali, ti dà una garanzia, in quanto l'operatore comunque ha giorni di ferie, ha malattia, ha possibili infortuni. Invece il pallettizzatore, nonostante il grosso investimento iniziale, ti dà la possibilità di averlo H24 e dunque avere una sicurezza in più, insomma. Per quanto riguarda le macchine per l'imballaggio delle uova, c'è stata una crescita importante negli anni, in quanto con il primo capannone avevamo praticamente una macchina per l'imballaggio delle uova da 40.000 uova all'ora e il pallettizzatore che faceva i bancali, e la selezione la facevamo a mano con 3 persone su una sola macchina. Con la costruzione del secondo capannone abbiamo acquistato un'altra macchina da 40.000 uova all'ora e successivamente le 2 selezionatrici che ci hanno permesso di automatizzare ancora di più la raccolta, in quanto siamo andati a togliere una persona, aggiungendo comunque dopo un'ulteriore macchina che va ad imballare
anche le uova di seconda categoria. Le uova vengono divise in prima scelta e seconda scelta. Quelle di prima scelta sono quelle che andranno nei supermercati al consumatore. Quelle di seconda scelta invece sono quelle che vengono selezionate in quanto possono essere sottodimensionate o sporche o crepate o incrinate, e perciò andranno in sbucciatura, il che vuol dire che verrà usato solo il prodotto al loro interno, cioè l'albume e il tuorlo, e generalmente vanno usate per le lavorazioni degli alimenti, insomma. La mia azienda produce 250.000 uova al giorno, che vengono conferite ad AIA, che le ritirano ogni giorno per essere lavorate nelle loro sedi. Vengono alimentate automaticamente con una razione a seconda del periodo di età, e questa razione è formata prevalentemente da cereali che non ci autoproduciamo in quanto acquistiamo il tutto da veronesi. Hanno a disposizione acqua a volontà tramite degli abbeveratoi. I cereali che produciamo noi li vendiamo a consorzi. La nostra azienda ha più o meno un'ottantina di ettari in cui coltiviamo prevalentemente soia e frumento. L'azienda è strutturata con 4 capannoni di polli e 2 capannoni di galline ovaiole, il primo fatto nel 2018 e il secondo fatto nel 2022. Il ciclo vitale di un animale, dal momento della nascita al momento della chiusura, dura più o meno un paio d'anni. L'animale arriva che ha più o meno intorno alle 16-18 settimane, dipende un po' da vari fattori, e arriva a 90 settimane più o meno fino a fine ciclo. Gli animali partono deponendo molte uova e più leggere, poi di conseguenza durante il ciclo diminuiranno la produzione ma aumenteranno la dimensione dell'uovo. I capannoni delle galline si suddividono in 2 strutture. Il capannone A, in cui abbiamo più o meno 7.000 metri, è alto 9 metri in punta, ha una larghezza di 26 metri e una lunghezza di 110 metri circa. Il capannone B, che è di 5.000 metri, è formato da 2 piani e ha sempre una larghezza di 26 metri e una lunghezza di 110. Invece i capannoni dei polli, abbiamo in totale 4 capannoni con larghezza 15 metri e lunghezza più o meno 150 metri, e in totale una superficie di 3.800 metri di allevamento, insomma. Nel 2022 come azienda prendiamo una decisione sofferta ma importante, che è quello di chiudere la stalla delle vacche da latte, in quanto non più sostenibile economicamente, per i costi, per gli spazi e anche perché le strutture comunque erano vecchie e bisognava riammodernarle, l'investimento era troppo alto e la decisione di puntare tutto sull'avicoltura era già stata presa, insomma, negli anni prima da noi nuove generazioni. Al posto della stalla delle vacche da latte è stato deciso appunto da noi di costruire nello specifico un capannone sempre di polli, insomma, da carne. Coltivando 80 ettari siamo dotati anche di un parco macchine che va dai trattori agli attrezzi per la fienagione, agli attrezzi per la lavorazione delle terre. Come parco macchine il nostro marchio storico è le John Deere, in quanto ci siamo trovati negli anni sempre molto bene e anche come assistenza non ci possiamo lamentare. Qui noi abbiamo un 6003, un 130R e un 215R. E abbiamo un New Holland, un 4055, che è un frutteto che usiamo all'interno dei capannoni, dei polli in specifico. Abbiamo un Kubota, un 4070, il trattore del futuro, detto da me, che viene usato appunto anche questo un po' per tutto, sia per le lavorazioni di capannoni sia per le lavorazioni di campi. Poi per gli avicoli abbiamo anche 2 telescopici, un JCB e un Merlo. L'azienda inoltre è dotata interamente di macchinari con la tecnologia 4.0, sia nelle centraline dei capannoni sia in tutto il meccanismo di imballaggio delle uova,
e sia nei trattori agricoli e in parte nelle attrezzature. La pollina, ovvero le deiezioni delle galline, vengono estratti dai capannoni inizialmente in modo uguale, cioè da dei nastri che sono posizionati praticamente sotto le voliere, in modo che gli animali vadano a scaricare insomma la pollina sopra di loro. Allora il capannone, quello più recente, va scaricata diretta, nel senso che viene portata via umida. Il capannone, quello diciamo il primo capannone che abbiamo fatto, quello a 3 piani, invece ha un sistema di essiccaggio che si chiama MDS, che funziona con il riutilizzo dell'aria calda che viene buttata fuori dal capannone e tramite una camera che la fa ricircolare su dei tappeti viene essiccata e appunto questo dà la possibilità di stoccare la pollina senza problematiche di mosche o di varie fermentazioni che possono causare a volte anche incendi. La pollina non la distribuiamo direttamente noi nei nostri campi in quanto troppo acida, ma viene dato in parte a un impianto di biometano e in parte a un impianto che praticamente fa pellet ad uso di concimazioni, insomma. I miei obiettivi come azienda sono quelli di continuare a crescere rispettando comunque sempre il benessere animale e continuando ad investire per avere comunque dei macchinari sempre all'avanguardia. La mia storia nei social nasce più o meno 5 anni fa e deriva comunque dalla mia passione di postare video dei vari macchinari o comunque di trattori o di quello che faccio giornalmente, prima con il mio profilo privato e come detto prima 5 anni fa quando ho deciso di convertirlo comunque in profilo aziendale, avendo un buon seguito in quanto probabilmente il settore avicolo è un settore mostrato poco nei social per varie motivazioni. Probabilmente proprio questo mi ha dato un buon numero di follower. A cominciare con tutto questo mi ha spinto appunto la mia passione nel far vedere il mio lavoro, nel far vedere comunque quello che faccio giornalmente, divertendomi anche, comunque facendo vedere in modo molte volte goliardico anche gli incidenti che possono capitare durante la giornata, insomma. Attualmente la mia pagina conta 68.000 follower e appunto con loro ho un bellissimo rapporto in quanto giornalmente ci scambiamo comunque le varie idee, le varie battute, i vari consigli e quant'altro. Il lato positivo dei social per quanto mi riguarda è il fatto che mi ha permesso di conoscere persone anche molto distanti dalla mia sede e di avere comunque un continuo aggiornamento di idee, di risoluzione di problemi, di consigli e perché no anche di qualche battuta per ridere. Come dicevo prima, i social mi hanno permesso di conoscere molte persone, tante delle quali tuttora mi sento e con cui ho instaurato un rapporto di amicizia e, quando il tempo me lo permette, di convivialità. Mi ha permesso inoltre di conoscere posti e aziende importanti nuove con le quali ho potuto confrontarmi sulle varie tematiche dell'agricoltura a 360 gradi. All'inizio di questa avventura non pensavo potessi avere il buon riscontro che sto avendo tuttora, perché non pensavo che alla gente potesse interessare quello che faccio, insomma i vari metodi che ho nelle varie riparazioni e nella gestione degli impianti. Invece col tempo mi sono accorto che appunto sono proprio questi dettagli che hanno attirato le persone a guardare, a farmi molte domande, anche persone che col settore non c'entrano niente, perciò ho capito che poteva essere una cosa interessante e ho visto che è stato molto apprezzato anche il mio modo di fare, che come ho detto prima a volte può essere goliardico anche
in qualche incidente, prendendolo in maniera, tra virgolette, positiva, non facendone una tragedia e cercando di sistemare nel migliore dei modi. Del mondo dei social mi piace il fatto che ti dà l'opportunità ogni giorno di conoscere nuove persone e nuove realtà con cui confrontarti e comunque scambiarti dei consigli, tra le quali anche aziende del settore che magari prima non conoscevo in quanto non vicine, insomma, alla sede della mia azienda. E ti dà modo comunque di collaborare anche con loro per migliorare tutto quello che è, diciamo, la meccanizzazione, la salute dell'animale, la gestione dell'animale e quant'altro, insomma. Bene ragazzi, anche per questa intervista è tutto. Io vi ringrazio per la visione, per coloro che sono arrivati fino a questo punto del video. Ringrazio Tommaso per la disponibilità e per il tempo. Grazie a te, Ricky. Oltre a questo però voglio concludere l'intervista con l'ultima domanda che comunque faccio più o meno a tutti quanti. Come ti sei trovato in questa intervista e la consiglieresti ad altre persone? Beh, mi sono trovato molto bene e sicuramente la consiglio a tutti perché è un'esperienza comunque per mettersi in gioco e un'esperienza comunque che ti fa crescere. È andata bene anche grazie a Ricky che sa mettere a proprio agio le persone nonostante la telecamera puntata addosso, insomma. Sì, diciamo che comunque non essendo abituati ad avere una fotocamera puntata addosso, magari un po' di pressione puoi averla. E quindi... Esatto, non è facile, ma poi a parte un po' l'impaccio iniziale Esatto. ci si scioglie e si va a ruota libera. Esatto. Quindi ragazzi, io vi ricordo comunque, come detto all'inizio, di seguire Tommaso su Instagram, vi lascerò il link comunque in descrizione, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, condividere il video qualora vi sia piaciuto. Fate sapere con un commento cosa ne pensate di questo podcast, se vi piace, se ne volete altri video o altre interviste ad altre persone. Fatemi sapere se anche qualcuno, qualche azienda è interessata ad avere un'intervista, e poi comunque l'intervista non è solo un video, però comunque è un ricordo, perché comunque il video poi lo manderò a lui come anche ad altre persone, e poi comunque tu fai un ricordo, magari fra 30 anni, 40 anni, vorrei rivedere come eri da giovane e dici, vado a vedere il video, e comunque è un ricordo, non è solo un video per me, insomma. Esattamente, sei stato molto esaustivo e non ho niente da aggiungere. Quindi, anzi, lo aggiungo io. Da Ricky Farmer è tutto, al prossimo video ragazzi, ciao agricoltori.